Sono Paolo Regrenzi, professore emerito di psicologia all'Università Ca' Foscari di Venezia e membro dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. In questa breve presentazione parlerò dell'attenzione e userò come base un libro che ho scritto con il professore Carlo Umiltà, professore emerito a Padova, all'Università di Padova e di Bologna, con cui ho scritto diverse opere. Il professore Carlo Umiltà è specializzato nella neuropsicologia e le nostre prospettive convergenti sono anche le prospettive convergenti che permettono di studiare l'attenzione. L'attenzione è un campo di studi molto importante per le sue applicazioni. In fondo, il non conoscere come funziona l'attenzione ha creato la prima vittima nella storia della psicologia sperimentale. Quel povero astronomo Kinnebrück che, come ho spiegato nella prima lezione, viene licenziato e poi depresso muore dal suo datore di lavoro, Lord Maskelyne, persona molto importante, capo del centro astronomico di Greenwich, che imputa alla Kinnebrück disattenzione, imperizia, sciatteria nel rilevare il transito delle stelle. Non si trattava di disattenzione, non si trattava di incuria o di incapacità. In realtà, come scoperse poi Bessel, 30 anni dopo, noi siamo diversi gli uni dagli altri. Solo misurando si scoprono i limiti dell'attenzione e le differenze, quella che allora venne chiamata equazione personale. Queste differenze così rilevanti si possono misurare. E quando noi le misuriamo scopriamo che l'attenzione ha dei limiti, non è infinita. Chiede, risucchia delle risorse cognitive, utilizza risorse mentali e queste sono limitate. Per cui se noi le dedichiamo a un compito non possiamo dedicarne a un altro. Infatti il sottotitolo di questo libro si chiama Una cosa alla volta. Il multitasking, cioè il poter fare due cose insieme, fare la lezione, guardare le figure, guardare il tempo che scorre sull'orologio, richiede risorse cognitive e quindi in realtà riduce l'efficienza nei compiti che facciamo in parallelo. La dimostrazione sperimentale più elegante di questa lo dobbiamo all'effetto Stroop, un effetto che negli anni 30 è stato scoperto per l'appunto da Stroop ed è poi stato misurato in esperimenti, che è molto semplice. Esso parte dal presupposto che un compito semplice richiede poco tempo e un compito complicato richiede più tempo. Complicato vuol dire che ha bisogno di più risorse mentali. Semplice vuol dire che ha bisogno di meno risorse mentali. La quantità di tempo necessario si misura attraverso i tempi di reazione, cioè facendo schiacciare un bottone. Voi dite a un soggetto sperimentale: ogni volta che vedete un'immagine rossa sullo schermo, schiaccia questo bottone. Tutti gli altri casi in cui non si vede un'immagine rossa, non schiacciarlo. Allora voi potete presentare delle macchie di diversi colori, ma potete anche, ecco l'ingegnosità dell'esperimento di Stroop, da cui poi sono derivate moltissime infinite varianti, potete presentare il rosso con una scritta in corsivo in cui rosso è scritto in colore rosso, oppure rosso è scritto in colore verde. Se il colore è verde non deve schiacciare il bottone, se il colore è rosso lo deve schiacciare. Però la scritta può essere coerente o incoerente con il colore che si vede e l'incoerenza rende più complicato il compito e quindi richiede più tempo di reazione e comporta anche più errori. Questo paradigma sperimentale è stato molto importante. Esso mostra anche che noi possiamo accentuare l'attenzione creata da uno stimolo, impoverendo alcune caratteristiche, eliminandole, riducendole e accentuandone invece altro. Prendiamo l'erotismo.
L'erotismo in larga misura non dipende da quello che voi vedete, ma dipende da quello che voi immaginate rispetto all'immagine erotica. E allora voi, per esempio, in questa immagine che è stata creata da questo Andy Summers nell'82, voi, intitolata Evanescenza, voi vedete una donna attraverso un velo e questa riduzione di questa persona, che diventa solo un corpo erotico, viene accentuata proprio da questa evanescenza, dall'impoverimento dello stimolo. Altre volte invece potete arricchire lo stimolo. Per esempio, se fate un uovo molto grande e molto, diciamo, lucido e attraente, i bambini piccoli degli uccelli vanno su quell'uovo e non sulle uova fatte dalla madre. Altre volte potete creare incongruenza con la sorpresa. Per esempio, in questo quadro di Oppenheim del 1936, che si chiama Colazione in pelliccia, avete gli strumenti della prima colazione, tazza, piattino e cucchiaio ricoperti di pelliccia, una cosa inusitata che richiama l'attenzione e che poi molti artisti avrebbero utilizzato. L'idea non era nuova perché voi già nei calligrammi di Guillaume Apollinaire, esattamente 102 anni fa, voi potete avere un albero, un po' come anticipando Stroop, la cui forma è scritta con delle parole che hanno a che fare con l'albero, oppure una cravatta la cui forma è scritta appunto con le parole cravatta. Sono forme di anticipazione dell'effetto Stroop. In questo libro ci sono molti altri esempi tratti dal design e dall'arte e da tutto quell'enorme mondo di oggetti artificiali inventati dall'uomo che negli ultimi decenni ormai diventa preponderante rispetto agli ambienti come siamo noi qui adesso, creati dall'uomo. Questo deriva dal fatto che l'uomo interagisce moltissimo con delle macchine in cui ci sono tutte queste nuove immagini artificiali che richiedono attenzione. In tutte le applicazioni tecnologiche, come questo iPhone, studiare la quantità di attenzione richiesta nei vari compiti è cruciale per rendere facile l'interazione uomo-macchina. Grazie. Ho parlato dell'attenzione dal punto di vista della tradizione sperimentale. L'esperimento paradigma che ho brevemente riassunto è l'esperimento di Stroop, che è volto a mostrare che le nostre risorse mentali, quando dobbiamo stare attenti a qualcosa, sono limitate. Quindi, se le nostre risorse mentali sono limitate, non possiamo fare molti compiti in parallelo, quello che si chiama multitasking, fare più cose insieme. Guardare se mi hanno mandato messaggi di posta elettronica, guardare per esempio quanto tempo è passato, guardare la copertina di un libro e così via. Tutte queste cose fatte in parallelo richiedono l'attenzione in parallelo e di conseguenza richiedono anche, in realtà, adesso per l'appunto disattivo l'iPhone, richiedono anche un impegno che, se fatto in parallelo, in realtà danneggia le prestazioni su questi compiti. Quindi il suggerimento è di fare una cosa alla volta, se si può. Invece di sviluppare gli aspetti dell'attenzione che sono stati sfruttati nelle opere artistiche, da un lato, che sono stati sfruttati nell'interazione con le macchine, quando l'uomo ha incominciato a inventare e costruire delle macchine che incorporano fuori dal suo corpo delle prestazioni mentali come questo iPhone, il quale sa fare calcoli, ha memoria, ha più informazioni di me, può andare in rete, cioè può andare su una sorta di enciclopedia universale, può fare molte cose meglio di quanto io non possa fare e che quindi
interagendo con lui mi avvantaggio e quindi nell'interazione uomo-macchina viene richiesta l'attenzione. Invece di sviluppare questa problematica a cui ho già accennato, vorrei sviluppare un altro aspetto della psicologia scientifica, cioè la sua utilità. La psicologia scientifica deve servire per migliorare il mondo. Può servire negli studi di laboratorio fino a se stessa, ma in realtà ciò che ha spinto nella sua storia la psicologia sono sempre state le applicazioni, cioè dei problemi che c'erano nel mondo, problemi militari, problemi industriali, problemi organizzativi, che erano interessanti da studiare per poter affrontare questi problemi in maniera più efficiente. Quindi in questa lezione vi parlerò del decalogo, delle 10 regole dell'attenzione. La prima regola, molto brevemente, la prima regola è che l'attenzione non è un fenomeno unitario. Se la studiate è fatta di più cose. L'orientamento dell'attenzione, la selezione degli stimoli a cui prestate attenzione e i limiti dentro la mente di questa capacità di seguire stimoli diversi. Quindi bisogna imparare a coordinare questi 3 aspetti. Poi c'è un punto molto importante nella società contemporanea di questo decalogo, e cioè che molte immagini nell'ultimo secolo, e particolarmente negli ultimi decenni, e particolarmente negli ultimi tempi, sono artificiali, sono create dall'uomo per altri uomini. E lo scopo di queste immagini, ne ho fatti degli esempi nella lezione precedente, è attirare l'attenzione. Attirare l'attenzione perché qualcosa ci interessa. Per esempio, l'uso di immagini erotiche nella pubblicità, per fare un esempio, oppure qualcosa ci interessa e noi lo accentuiamo in quell'immagine. Tutti i casi in cui l'immagine artificiale, e anche nell'arte, è costruita per richiamare l'attenzione. In questo caso bisogna stare attenti perché la nostra attenzione può venire manipolata. Prudenza quindi nei casi in cui noi ci sentiamo attirati dagli stimoli del mondo esterno, perché delle persone molto ingegnose hanno costruito questi stimoli proprio per risucchiare la nostra emozione. La storia invece del cervello, la storia della nostra evoluzione, il cervello che abbiamo ereditato oggi, è il cervello di quando eravamo cacciatori-raccoglitori. Vivevamo cacciando e raccogliendo bacche, cibo e frutta, così via. Questo cervello è stato costruito non per interagire bene con l'iPhone, se adesso noi partissimo da zero faremo un uomo diverso, ma per fare una cosa alla volta, per prestare attenzione a una cosa alla volta. E questo determina i limiti dell'attenzione, la quale attenzione a sua volta porta le competizioni attentive in competizione l'una con le altre. Se lo usiamo per una cosa non possiamo usarla per l'altra, ed è essenzialmente una guida per l'azione. E quindi è molto importante, siccome l'attenzione è una guida per l'azione, quello che noi selezioniamo, a cui prestiamo attenzione, influenzerà poi la nostra azione. Le azioni possono essere diverse a seconda di come è stata sollecitata la nostra attenzione. E la regola più importante di tutte, la 10ª regola del decalogo, è che tutti questi processi sono inconsapevoli. La psicologia del senso comune non ce li mostra. E quindi un grande contributo della psicologia sperimentale è portare a livello di consapevolezza processi che nella vita quotidiana sono inconsapevoli. Grazie.